Come here, ass. Fuck. Comunque è andata così, io vado da questa dottoressa e lei mi fa: allora signora, guardi, dobbiamo farle questa cura, è molto forte, comunque le metteremo le ovaie in stand-by. Dico: ah, va bene, fino a quando? Dice: beh, fino a quando non smettono di funzionare. Cioè, te me stai a fare l'eutanasia alle ovaie e me lo dici con sta freddezza? Ma che cazzo sei, Marco Cappato? Cioè, che almeno con Marco Cappato mi andava a fare un viaggetto in Svizzera, a respirare un po' d'aria di montagna. E lei riprende, insiste e mi fa: no, guardi, la strategia è chiara, ovaie in stand-by, utero a riposo e zero estrogeni nel suo corpo. E vabbè, allora a sto punto montatemi il cazzo, dai. No, guardate, cioè, perché è una cosa che, poi siccome è una cosa chimica, è successa così da un giorno all'altro, che proprio non ci ho avuto il tempo ad abituarmi, né fisicamente né psicologicamente. Cioè, io ancora penso: ah, che bello quando c'avevo quelle mestruazioni leggendarie, no? Che veramente i miei amici mi chiamavano Nostra Signora del Mestruo. Sì, cioè io non c'avevo il ciclo, io ero come Mosè, dividevo le acque del Mar Rosso proprio, no? Ma davvero, cioè io nella vita, ragazzi, ho comprato quintali d'assorbenti, ma proprio vagonate di assorbenti, vi giuro, davanti alla fabbrica della Lines ci sta la mia statua a cavallo, La mia, e accanto ci sta quella di Pippo Civati. Pippo Civati. Dai, Pippo Civati, il politico di sinistra che per anni ha portato avanti questa battaglia proprio fomentato per abbassare l'IVA sugli assorbenti, no? Cioè tu non potevi aprire Twitter che ti imbattevi nel tweet di Pippo Civati: ancora non è stata abbassata l'IVA sugli assorbenti. Poi il giorno dopo: continua la mia battaglia per abbassare l'IVA sugli assorbenti. Ma con una tale determinazione che io ho pensato: oh, la moglie di Pippo Civati ci deve avere una sindrome premestruale devastante, se no non si spiega sta determinazione, veramente, no? E comunque, Pippo Civati, ti faccio un annuncio, anche a te. Guarda, io avrei avuto un'idea che secondo me è molto migliore che abbassare l'IVA sugli assorbenti. Allora, secondo me dovrebbe funzionare così. Ragazze, in sala, ogni volta che una donna va a comprare gli assorbenti passa la tessera sanitaria e accumula dei punti. Così, quando va in menopausa, lo Stato le riconosce un TFR. Sarebbe una cosa positiva, e che nel mio caso tra l'altro sarebbe stato pure un bel gruzzoletto, no? Che uno dice: un uomo che ci fa quando va in pensione col TFR? Ci si compra la macchina dei suoi sogni, ok? Io invece mi si sarei rifatta la ricostruzione dell'imene. Cioè, non sapete cos'è l'imene, ragazzi? Cioè, vi devo veramente spiegare cos'è l'imene. L'imene è quella membrana che si rompe la prima volta che una donna fa sesso. Okay? In pratica l'imene è quella cosa che divide le aspettative dalla realtà. Ma cazzo, ma passate i pomeriggi sul porno e non sapete che le donne sono fatte così? Che per usarle bisogna togliergli una membrana? Funzioniamo come la maionese, come il tubo della maionese, uguale. Oddio, forse come esempio non va bene, era meglio il ketchup, però è la stessa cosa, ok? È la stessa cosa. Oh. Tutto bisogna spiegarvi. Comunque quest'idea della ricostruzione dell'imene secondo me era bella, perché io adesso mi ritroverei come a 12 anni, cioè vergine e senza mestruazioni. Cioè, altro che signora, non sarei manco signorina, capito? Sarebbe bellissimo. Allora io lo so che qualcuno magari sta pensando: oh, senti, comunque, cioè, comunque tutto sommato un uomo che viene con te a letto adesso non c'ha pensieri, no? Sì, è vero, cioè per carità è vero, però il problema è come glielo dico. Immaginati la scena: io a Pecora. Scusa, c'è la tua fidanzata, vabbè, scusa. Pure lui c'ha la fidanzata. Immaginatevi la scena: io a Pecora. Oddio, vai, non te metta a Pecora che non resisto, non ce la faccio. E che problema c'è? Tranquillo, vai. No, non hai capito, non scherzare, guarda che veramente no. Dico: no, ma ti dico, fidati, vai, tranquillo. No, ma te non hai capito, ma che sei matta? No, io non sono matta, sto in menopausa. Cioè, la sentite la differenza tra vienimi in bocca e sono in menopausa? La sentite? Vabbè, questa è la cosa, niente, va accettato che è successa questa cosa. Io faccio molta fatica ad accettare questa nuova immagine di me, soprattutto per la mia immagine pubblica. Cioè, appunto, sono stata la prima donna a dire no, a parlare della libertà sessuale delle donne, in TV. Io salivo sul palco con un pezzo che iniziava così: a me piace il cazzo. Cioè, era una cosa proprio...
Sono stata la prima a parlare delle donne che hanno relazioni con uomini molto più giovani, e intendo in tempi non sospetti, cioè quando andai con i ragazzini eravamo solo io e Madonna, ok? Cioè, in questo momento della mia vita in cui mi avviavo a diventare una cinquantenne un po' sexy, diciamo la Jennifer Lopez della stand-up comedy italiana, e adesso c'ho le vampate. C'ho le vampate, raga, io divento fucsia, comincio a sudare, mi devo asciugare in mezzo alle tette. È una cosa tremenda, mi devo sventolare. Io mi sventolo. Io, ragazzi, in borsa c'ho il ventaglio. Cioè, ma c'è una cosa più antierotica del ventaglio? E lo dico a quella signora che si sta sventolando lì, che non mi aspettavo di vedere tra il pubblico. Ora, scusa se infierisco, non mi aspettavo veramente, scusa se infierisco, però oggettivamente una cosa più antierotica del ventaglio non esiste. Cioè, ma voi vi rendete conto come sono sentita io la prima volta che sono andata nella cassa di un negozio a pagare un ventaglio? Cioè, mi sono vergognata come quando da ragazzina andavo a comprare i preservativi, ok? Col fatto che comunque se te compri un ventaglio vuol dire che i preservativi non ti servono più. Questo è il problema. E quindi dovete sapere, ragazzi, che io ormai sul comodino, invece dei preservativi, tengo il ventaglio. Che però è una cosa tattica, perché con gli eiaculatori precoci, una sventolata e guadagni 10 minuti, capito? Funziona.